questi giorni andiamo via. Buongiorno notizia. Alle 8.47 riprendiamo la lettura delle pagine dei quotidiani regionali con la Sicilia di Catania, un'enorme buca sulla corsia dei bus alla Playa, crollo al viale Kennedy, avvio d'estate a rischio per la viabilità, oltre alla carente illuminazione del litorale. Il SIB, il sindacato dei balneari, dice: auspichiamo che la città metropolitana velocizzi interventi e manutenzione. E poi i lavori della metropolitana da lunedì, Viale Africa a Singhiozzo, avanza il cantiere della tratta sino a Piazza Stesicoro, traffico rivoluzionato. Il sindaco: una magnifica notizia, a Natale andremo in centro con la metro, questo l'annuncio. I lavori comporteranno intanto la chiusura del tratto tra via Archimede e Piazza Giovanni XXIII. I veicoli provenienti da Piazza Europa seguiranno un percorso che passa dal Viale Africa a via D'Amico, Viale Libertà, via Archimede, via De Nicola e Corso Martiri della Libertà. I mezzi diretti verso Piazza Europa dovranno invece percorrere il Viale Libertà in direzione nord e via Archimede in direzione est. La riapertura della prima carreggiata del Viale Africa è prevista per il 23 luglio, la seconda per il 12 agosto. E poi Viale Rapisardi, apre sportello senza guardare, uccide centauro. È stata la distrazione di un automobilista, un 32enne di Aci Catena, a costare cara ad Emiliano Lepiscopo, il motociclista di origini troinesi di 43 anni, rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto mercoledì mattina in Viale Mario Rapisardi a Catania. L'automobilista, che aveva appena parcheggiato, ha aperto lo sportello della propria Hyundai senza guardare chi sopravveniva ed ha centrato in pieno lo scooterista che, pur indossando il casco protettivo, non è riuscito a salvarsi. Le altre notizie poi sulla pagina locale: atto della procura, no, email con virus, allarme della polizia postale. Quest'ultima è quella delle comunicazioni di Catania, ha infatti lanciato l'allarme perché da alcuni giorni un gran numero di utenti del web risulta destinatario di una mail con virus falsamente intestata alla Procura della Repubblica. Si tratta di un tentativo di phishing, ovvero di carpire i dati sensibili del destinatario, al quale verrebbe notificato un atto giudiziario per svariati reati, con obbligo di cliccare su un link che favorisce poi l'intento dei pirati. E a fondo pagina si parla poi di estate che ancora non arriva a pieno, temporale estivo, 31 mm di pioggia a Belpasso, breve ma intensa perturbazione ieri con tuoni e lampi nel pomeriggio. Uno sguardo anche all'informazione online con il sito Live Sicilia, che parla della crisi del trasporto. AMT, consiglio fiume sull'azienda Lungaro, sacrifici necessari. A Catania una seduta di oltre 4 ore ridotta ad una fotografia dello status quo, seguita dalla replica dell'assessore alle partecipate e del presidente Lungaro. Il consiglio straordinario sull'AMT non sembra aver dato le risposte che i sindacalisti, ma ancor di più i dipendenti della partecipata del comune, stavano aspettando, soprattutto per le anomale modalità del dibattito che ha visto esprimersi prima i rappresentanti dei cittadini e soltanto alla fine, e senza interventi successivi, l'assessore alle partecipate Giuseppe Girlando e il presidente dell'azienda Carlo Lungaro. Da un lato quindi i componenti del Senato cittadino hanno evidenziato i disagi, le scelte aziendali, criticando chi più chi meno la gestione dell'azienda metropolitana trasporti. Dall'altro sono state date le risposte che in un modo o nell'altro erano state date ai sindacati e ai consiglieri. Insomma, niente di nuovo è emerso durante il lungo consiglio, scrive nel suo articolo Melania Tanteri. E poi una notizia che giunge da Siracusa, la apprendiamo grazie a Siracusa News: al via la pulizia del castello Eurialo, un mese di lavori ma domani passerella politica. Come già annunciato nei mesi scorsi dal presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, a partire da domani saranno attivati i lavori di scerbatura e ripulitura del sito archeologico siracusano del castello Eurialo, un intervento di 100.000 euro predisposto dal dirigente dell'azienda Foreste Demaniali Caruso, che dovrebbe finalmente restituire alla pubblica fruizione nella maniera più consona l'importante sito archeologico. Dopo mesi di proteste e indignazione da parte di cittadini, turisti e parte della politica locale, qualcosa sembra quindi muoversi, seppure con i pachidermici tempi che soltanto la regione siciliana possiede, precisa poi nell'articolo di Siracusa News l'autore Giulio Perotti. Sono le 8.52, finisce qui la rassegna stampa, ma prosegue Buongiorno Notizia, ancora con tante notizie e approfondimenti.
Studio 90 Italia. Studio 90 Italia, solo musica italiana. Buongiorno notizia. 8 minuti dopo le 9 torniamo in diretta con Buongiorno Notizia, diretta anche in video su studio90italia.it e come promesso in precedenza, come annunciato, parliamo dei casi di assenteismo che si registrano nella pubblica amministrazione negli ultimi mesi con sempre maggiore frequenza e grazie al quotidiano online di Messina Tempo Stretto cominciamo a parlare dei furbetti del Belgio. Alla provincia chiesto il processo per 59 dipendenti. La richiesta della procura, scrive Tempo Stretto, che ha aperto l'udienza preliminare dell'inchiesta sui permessi chiesti da 59 dipendenti a cavallo delle feste natalizie, ribadendo la richiesta di rinvio a giudizio per tutti. Il giudice per le udienze preliminari, Marino, deciderà tra qualche giorno. Primo vaglio del giudice per l'inchiesta sui presunti casi di assenteismo a Palazzo dei Leoni. Secondo la procura, cioè, i 59 dipendenti della provincia regionale devono andare a processo. La decisione del giudice slitta però alla prossima settimana. L'indagine si basa sul controllo di una lunga serie di permessi e compensazione di servizi passati ai raggi X dagli investigatori. Inizialmente gli indagati erano 72, alla fine dell'inchiesta ne è rimasto implicato qualcuno di meno, su quasi 900 dipendenti in totali, per i quali si ipotizza adesso il reato di truffa. Si tratta per lo più di dipendenti in servizio al Palazzo degli Specchi, ma ci sono anche diversi dirigenti di Palazzo dei Leoni. L'articolo è più lungo, naturalmente, è più approfondito, è scritto da Alessandra Serio su Tempo Stretto e riguarda appunto questi furbetti del Belgio alla provincia di Messina. Subito dopo qualche brano musicale torneremo a parlare di assenteismo, questa volta nel catanese ad Acireale. Ciao, sono Francesco Renga e volevo fare un saluto a tutti gli amici di Studio 90 Italia. Ciao. Buongiorno notizia. Sono quasi le 9:17, continuiamo a parlare di assenteismo negli enti pubblici grazie al sito di informazione online Catania Today, ma in tutti i siti di informazione, anche sui giornali, oggi viene riportata in grande evidenza questa notizia. Parliamo dei furbetti del cartellino ad Acireale nel catanese. Il sindaco annuncia il licenziamento di 15 dipendenti. Dopo lo scandalo dei mesi scorsi in cui sono stati coinvolti appunto 15 dipendenti comunali, 3 dei quali ai domiciliari, poi revocati, e altri 12 con l'obbligo di firma, la Commissione Comunale Disciplinare ha disposto il licenziamento per i 15. Ieri mattina il sindaco Roberto Barbagallo, insieme con il comandante della Polizia Municipale Antonio Molino, ha così comunicato durante una conferenza stampa l'esito del procedimento disciplinare a carico dei dipendenti sottoposti alle indagini della Procura di Catania. Ci sarebbero infatti un'altra quarantina di dipendenti comunali sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Furbetti del cartellino ad Acireale, sindaco annuncia il licenziamento. In questo modo ringrazio la Commissione, ha detto, per noi questo tipo di procedimento è assolutamente nuovo. Ha aperto la conferenza stampa con queste parole il primo cittadino: il pensiero va, prosegue poi il sindaco, anche a chi sta perdendo il posto di lavoro. Il dottor Molino ha avuto un carico di lavoro enorme da dipendente dell'ente, è stato molto difficile per lui firmare stamattina questo atto che avrebbe dovuto firmare il capo del personale, il segretario Spinella, che però è stato estromesso da questo procedimento perché coinvolto. Quindi queste le prime parole in conferenza stampa da parte del sindaco Barbagallo, che poi ha annunciato il licenziamento dei 15 proprio in chiusura di conferenza, una lunga e dettagliata conferenza stampa. Sono le 9:18, Buongiorno Notizia prosegue, ancora notizie e approfondimenti per voi. Buongiorno notizia. Stiamo per entrare nell'ultima mezz'ora del nostro programma con l'informazione in diretta e ci trasferiamo a Siracusa, dove entra in funzione il pannello avvisa automobilisti all'ingresso sud. Ne parla oggi
siracusaoggi.it, quotidiano di informazione Aretuseo. Da ieri è attivo il pannello a messaggio variabile di Infomobilità, posto alla rotonda tra il viale Ermocrate e viale Paolo Orsi all'ingresso sud di Siracusa. Avviserà gli automobilisti in tempo reale sul flusso di traffico veicolare sulla base dei dati rilevati dalla stazione di monitoraggio del traffico posta in Corso Gelone. 2 i messaggi che saranno diffusi: traffico normale su Corso Gelone e un secondo con l'informazione Corso Gelone traffico intenso per Ortigia, si consiglia percorrere via Elorina. Il servizio nasce dal progetto di gemellaggio tra il Comune di Perugia e il Comune di Siracusa, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Permette alla nostra città, ha spiegato l'assessore alla modernizzazione Valeria Troia, non solo di acquisire un know-how della gestione di azioni di infomobilità, ma anche di consentire agli automobilisti di avere informazioni in tempo reale sullo stato del traffico di una delle principali arterie cittadine. Una informazione utile non soltanto per i residenti, ma anche per i tanti turisti e visitatori che ogni giorno si recano nel capoluogo aretuseo. Studio 90 Italia, sono Marco Mengoni e saluto tutti gli ascoltatori. Quale parte del corpo